a questi personaggi qui, e noi invece nell'anno del Signore 2015 abbiamo gente come Giuseppe Verdi. Ma magari avercelo Giuseppe Verdi. Ho letto sullo schermo. Ma non c'è il gobbo qua, qua andiamo a canovaccio, non ti devi far fregare da tutte le cose che io spalmo sul tavolo di cui poi ne uso tanto la non metà. ci capisco niente. Esatto. Il geroglifico è meglio. Allora, nel 1600 c'erano William Shakespeare e Cervantes, nel 2015 abbiamo Gianni Morandi, che è un po' la nostra risposta a Miguel de Cervantes. Bella roba. E la puntata di oggi di Rebelotto è una puntata speciale perché vogliamo raccontarvi la storia di quest'uomo, che era un uomo che fino a qualche giorno fa, nel senso sì, era lì, no? Insieme a, che ne so, ai personaggi importanti della musica leggera, Mina, Celentano, presidente onorario del Bologna. Ecco, quei personaggi comunque lontani dalla polemica, quei personaggi amati da tutti, che non dividevano l'opinione pubblica. Se tu avevi, che ne so, vai a un pranzo dove c'è una persona che tu sai che la pensa diversamente da te, uno degli argomenti più neutri, a me non è mai successo, però ve lo consiglio, anzi non ve lo consiglio più, è Gianni Morandi. Cioè, le canzoni di Gianni Morandi, nel senso, erano fino a 2 giorni fa un terreno comune per tante persone. Tant'è vero che Morandi ha più di 1 milione di mi piace su Facebook, cioè più di Salvini e più di Renzi. Ma li perderà. In realtà poi stanno crescendo perché ovviamente si sta parlando solo di lui, quindi chi non aveva il mi piace adesso sta mettendo il mi piace, eccetera. Comunque, che cosa è successo? Perché giustamente ci sono delle anime salve a casa che non hanno idea di cosa è successo sul social network noto come Facebook. Ebbene, che cosa succede? Allora, dobbiamo tornare indietro di un paio di giorni. Dobbiamo andare al 21 aprile. Non di giorno, no. Sono le 3:36 di notte. Sembra Lucarelli, paura, È San Lazzaro dei Sabena, vicino a Bologna. Sono le 3:36 di notte. C'è un uomo, un famoso cantante, nella sua stanza e da solo. Sono le 3:36 di notte. Lui un computer e una tastiera. Lui il computer e una tastiera. A un certo punto vede una foto che gli piace. Perché è una foto che da una parte ci sono gli emigrati italiani in America all'inizio del secolo e dall'altra invece ci sono i barconi di Lampedusa. Pubblica questa foto sul suo profilo Facebook con 1 milione di persone che lo seguono, alle 3:36 fortunatamente la cosa non viene subito notata e lui ha il tempo di scrivere questo post su Facebook. Pensiero. Sì, Gianni Morandi, 21 aprile, 3:31 della notte. Torneremo anche su questo elemento di nottambulismo del Morandi, teniamolo lì per il momento. Guardiamo cosa scrive. Morandi scrive: a proposito di migranti ed emigranti, non dobbiamo mai dimenticare che migliaia e migliaia di italiani nel secolo scorso sono partiti dalla loro patria verso l'America, la Germania, l'Australia, il Canada, puntini, 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 con la speranza di trovare lavoro, un futuro migliore per i propri figli, visto che nel loro paese non riuscivano ad ottenerlo, con le umiliazioni, le angherie, i soprusi e le violenze che hanno dovuto sopportare. Punto esclamativo. Non è passato poi così tanto tempo. Punto, punto, punto. Copia, incolla, pubblica e alle 3:31 questa cosa è online. Non l'avesse mai fatto. Nel giro di 7 ore ci sono 86.000 mi piace, ma quel che è peggio, ci sono 24.000 condivisioni, di cui più della metà negative per sua stessa ammissione. I commenti sono 14.000. Lui riceve personalmente una buona trafila di insulti. I giornali incominciano a titolare: Gianni Morandi superstar replica gli insulti. Gianni Morandi, dopo gli insulti ai migranti si sfoga, non ascoltano Papa Francesco. Gianni Morandi, la polemica sul suo post degli immigrati. Gianni Morandi su Facebook, anche noi siamo stati migranti, migliaia di commenti negativi. Parole a favore dei migranti, Morandi deve difendersi dagli insulti. Insomma, quello che era il totem della cultura nazionale italiana è diventato un personaggio che divide.
Allora, abbiamo detto 14.000 commenti. Noi abbiamo fatto un lavoro su questi commenti, quindi non perdete questa puntata che possiamo definire monografica, ma non parleremo solo di Gianni Morandi, perché alla fine parleremo un po' di tutti. E che cosa succede su questi 14.000 commenti? Prima di tutto sarebbero stati 13.999 se non ci fosse stato il commento di Il mio commento. il commento della nostra star di Facebook, che è Lorenzo Astolfi. Continuate a pompare il profilo, aggiungete Lorenzo Astolfi, che deve superare a questo punto. Il traguardo non è più Salvini e Renzi, il traguardo adesso è Gianni Morandi, devi arrivare a 1200 mi piace. Tu come sei intervenuto nella polemica? Dicendo che, visto che lui ci paragona, ma siamo veramente due cose diverse, perché i nostri italiani quando sono andati là erano molto più tranquilli, non si imponevano, mentre gli immigrati adesso impongono quello che vogliono, il medico dello stesso sesso, il mangiare, non gli va bene niente, la pay TV, cos'era la pay TV nei nostri italiani? E allora ho replicato dicendo di prendersene qualcuno a casa sua. Di prendersene qualcuno a casa sua. In effetti in tanti hanno scritto questa cosa. Tu sei stato educato. Alessandro Di Stefano invece un po' meno gli ha scritto a Gianni, punto esclamativo, 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 ma vaffanculo e vattene a dormire, va, magari li ospiti a casa tua, così gli dai pure da mangiare e gli canti pure una canzone. Gianni Morandi, a plomb, bisogna riconoscerlo, veramente britannico, gli risponde: ciao Alessandro, qualcuno a casa posso prenderlo? Non so però se vorrebbero ascoltare una canzone. Anche Danny Montana è uno dei tanti commenti che gli dice: Gianni, ma che stronzata di paragone è questo? Continua a cantare che è meglio. E Gianni Morandi: Danny, tra un po' riprendo a cantare, un abbraccio. Che fortuna! È stato, insomma, rispondere un po' a tutti, anche a gente che su Facebook si chiama Daniele Tex Wheeler, che insomma dà tutta la serietà del social network in questione. Sì Gianni, però ricordati che ai nostri immigrati non davano alberghi, sussidi, case popolari, telefoni, eccetera, eccetera, dice Tex Wheeler. E Gianni Morandi dice: Tex, virgola, ma sei proprio sicuro di quello che scrivi? E qui entreremo nel fatto, insomma, dove vive Morandi, ma dopo ne parleremo insieme. Al momento teniamo lì questa cosa e prendiamo il primo dato, no, di questo nostro racconto. Cioè Gianni Morandi ha in questo momento un grave problema. Di insonnia. Questo sì, un grave problema di insonnia, perché vedremo come non è l'unico post che lui fa alle 3:30 e come lui abbia un rapporto controverso con la notte, lo vedremo dopo il GR e veramente ne uscirà un ritratto inedito di Gianni Morandi con le sue stesse parole su Facebook. Quello che però possiamo già prendere adesso da Gianni Morandi è che, cioè, le sue canzoni sono di un mondo che non c'è più e lui interpreta ancora il mondo con quelle parole lì. Cioè adesso fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, ma dove? Adesso te lo portano. Te lo portano a casa il latte? No, a me portavano l'acqua. Ecco, vabbè, perché tu poi hai queste origini aristocratiche, ma una persona normale lo va a comprare. Esatto, e poi non è più d'attualità, no? Ormai cioè, è passato. Adesso per essere davvero il cantante della sinistra, perché ormai ti sei schierato Gianni, deve fare fatti mandare dalla mamma a insultare qualcuno, a chiedere asilo. Ma no, è un'ora che aspetto davanti al portone, su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti. Allora incominciamo con il concorso, dobbiamo dare una mano a Gianni Morandi. Riattualizzate questa canzone, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Il titolo è fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Se dovesse scriverla oggi, come dovrebbe titolarla? Fatti mandare dalla mamma a... Non vale quello che state pensando. Prendere le botte. Se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai scendi, vieni giù. L'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel
Muoviti, cioè proprio il macismo, l'arroganza, manca che dica ceffoni, cioè ti prendo, ti lancio giù e poi fatti mandare dalla mamma. se adesso vai da tua mamma e ti manda, Quindi questo immaginario familiare chiuso di questa donna, vedi che è pronto a vivere sotto Ma il nel califfato, 1500. perché nel califfato fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, cioè vedi come... Però sai io cosa farei? Li troverei io magari 2 o 3 da mandare a casa sua, voglio Ma vedere lui se li li ospita, prende, lui voglio li vedere. ospita, lui li Voglio ospita vedere. e tra poco parleremo del magico mondo di Morandi. Nel frattempo attualizzatemi questa canzone, fatti mandare dalla mamma, come dovrebbe titolarsi, di cosa dovrebbe parlare se la scrivesse di nuovo nel 2015. Prendiamo una telefonata intanto. Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao, sono Gianfranco da Genova. Ciao Gianfranco. Te lo dico alla fine, secondo me, quando dovrebbe essere il Va titolo, bene. se mi viene in mente, perché no, quello che ti voglio dire è che io ho una formazione musicale per cui Gianni Morandi non ci entra neanche con tutta la buona volontà. Okay? No, Assolutamente, vado insomma a Pink Floyd. Ma oggi esamineremo i suoi testi e uscirà un Gianni Morandi inedito. No, per cui ci mancherebbe altro. Quello che dico io è che se lo devo criticare per la musica va bene, ma se lo devo criticare per quello che dice, poi devo entrare nel contesto. Allora, o entri nel contesto e lo critichi per quello che dice, oppure se lo critichi per la musica ti fai fuori, secondo me, 2/3 del tuo elettorato che sicuramente lo ascolta. Ma Per sì, cui, ma si fa per scherzare, dovresti imparare a criticare le persone nel merito. Va bene. Perché non ce la fai a rendere ridicolo Gianni Morandi. Va bene. Perché è 10.000 volte più forte. Tu lo segui su Facebook. Ridicolo. Tu lo segui Fai su una Facebook. brutta figura, te lo dico col cuore. Per cui fatti mandare Va dalla bene. mamma a imparare la satira. Va bene, Lasciati grazie andare. mille. Ciao, Grazie. ciao. Secondo me questo amico non lo segue su Facebook. Ai. Questo amico secondo me non lo segue. Ci hai fatto perdere punti. Prendiamo una caro Pinti. telefonata. Pronto? Conto il Marco Pinti, Sì, sono io. sono sempre il tuo ammiratore segreto. Grande. Ciao. Ciao, sono anonimo da Tre Palle. Ciao Anonimo. Allora, quella canzone lì, siccome la sinistra ci piacciono tanto quelle cose lì, fatti mandare dalla mamma a prendere il fumo, visto che loro... È vero, per la liberalizzazione, è vero. Però dalla mamma anche, sì, è vero, c'è anche lo sgretolamento, no, dell'autorità familiare. E vedi che gli Anonymous, da Tre Palle, parliamone. Ti saluto, Grazie ciao. mille, grazie mille. Prendiamo ancora un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, salve. Buongiorno, sono Laura da Torino. Salve Laura. Gianni Morandi è come Cameron, è il primo ministro inglese. Noi vi aiutiamo, però ve li portate tutti in Italia. Lui parla, ma a casa sua non ne ha nessuno. È come se fosse in Inghilterra, grazie. Come se fosse... È uguale. Allora, Buongiorno, attenzione, grazie. ne sono arrivati a centinaia, perché comunque ci sono taluni che ritengono che Gianni Morandi... Questo è perfetto. Allora, ne abbiamo uno che non possiamo leggere perché dice fatti mandare dalla mamma a proprio quello che non andava scritto. Poi abbiamo un altro che passa a raccontare il degrado delle periferie, quindi fatti mandare dalla mamma a prendere il fumo. Oggi sarebbe più moderna, attuale, no? Cioè, poi abbiamo un altro che invece è Giuliano Cittero, ci fa notare che se va a prendere il latte da sola, in molte città oggi rischia lo stupro e il furto, la rapina, insomma, meglio che non vai a prendere il latte. Poi fatti mandare dalla mamma a trovare un lavoro serio, parleremo anche della nostalgia del lavoro. Poi abbiamo Cristina di Longarone che dice fatti mandare dalla mamma a lavorare per mantenere gli immigrati. Poi abbiamo Luigi da Vimodrone che dice fatti mandare dalla mamma a prendere il migrante. E poi abbiamo Massimo da Lassio che dice per Morandi ci vorrebbe Black Macigno, non Tex Willer, tornando ai commenti di prima. E questi sono solo un po' dei vostri suggerimenti per attualizzare queste canzoni che fanno parte comunque di un mondo che non riesce più ad interpretare la modernità, e perché altrimenti il Morandi non avrebbe fatto un'uscita che ha così profondamente diviso il suo stesso pubblico, colpito, perché dopo vedremo, insomma, lui stesso dice più della metà dei commenti è stata fortemente critica, e addirittura poi c'è stata una cacciara sul razzismo di questi commenti, ma anche su questo abbiamo fatto una piccola analisi grazie a dei comunissimi strumenti di ricerca che dopo vi spiegheremo quali sono. Nel frattempo, se ci sono altre telefonate le prendiamo. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao.
Ascolta, io manderei fatti mandare dalla mamma e dallo psicanalista, che fosse meglio. Grazie. È buono. Grazie, sempre che sia ancora per tempo, però vedi anche lì, fatti mandare dallo psicanalista, è già attualizzato, capito? Mi farebbe bene, fidati. Comunque, sono partiti un sacco di commenti ovviamente a questo suo post in cui paragonava l'immigrazione di oggi all'immigrazione degli italiani verso l'America, e ad esempio abbiamo, diciamo, due che sono le posizioni che sono emerse. Abbiamo quella di Luisa Pezzenati, che è una di coloro che hanno commentato, che ha detto: sono allibita a leggere certi commenti, provate voi a vivere sotto le bombe del regime di Assad in Siria, o sempre in Siria, sotto la minaccia dell'Islamic State, o in Eritrea, dove una dittatura sanguinaria perseguita chi nonostante abbia fatto servizio militare a vita, o nel Suda, o in Malo, cioè luoghi non esistenti, dilaniati da guerre civili. Provate a essere palestinesi, chiusi in un fazzoletto, e questo è un po' il tenore, no, di una delle campane. Mentre l'altra campana, che può essere quella di Rosario Guastella, che dice: massimo rispetto per chi scappa da situazioni da dove viene privato di qualsiasi libertà necessaria a vivere una vita dignitosa. Ma ricordiamoci che quando i connazionali nostri emigravano, andavano in paesi dove ti regalavano le terre, il lavoro te lo tiravano addosso, talmente ce n'era tanto, serviva molta manodopera, perché l'industrializzazione di allora non era ancora così meccanizzata e computerizzata come adesso. La popolazione mondiale era pure inferiore a densità di abitanti. Insomma, quello che si è scatenato sulla pagina di Morandi, e tra poco ci entriamo nel merito, è stato un dibattito ma anche tra persone che argomentavano, e anche con una certa cultura di quello che stava succedendo in questo periodo nella terra e nella geopolitica. Non è così ma il popolo di male, Facebook, molte volte ci si spacca da soli con lo stesso pensiero che magari c'è scritto 13.000 commenti prima. Il punto è che i giornali hanno titolato, e su questo ci torniamo, dopo gli insulti ai migranti. Ma dove? Insulti ai migranti, vedremo se ci sono sulla pagina di Gianni Morandi questi insulti ai migranti. Vi ripeto, questa è una monografia, scusa, motografia è più bello, è un disegno col motore. Ecco, è una monografia che ha senso proprio perché accade sulla pagina di Gianni Morandi, che è un personaggio molto amato, e quindi è un bacino che può essere interessante su Facebook, perché ha persone di ogni colore politico, di ogni età, e andiamo a vederci dentro che cosa è saltato fuori. È forse meglio di qualsiasi sondaggio la pagina di Gianni Morandi, quello che si dice lì è forse più rappresentativo di molte interviste telefoniche. Prendiamo però le nostre interviste telefoniche, e abbiamo ancora un paio di telefonate mentre continuate a mandare l'attualizzazione dei fatti mandare dalla mamma. Pronto? Pronto? Sì, pronto, sei in onda? Ciao, sono Michele da Monza. Ciao Michele. Io a parte il discorso di Morandi, che vabbè, uno che dice certe cose sono da compatire, no? Però mi piacerebbe dire a tutti quelli che hanno dell'altruismo, a questi poveretti, perché poi sono dei poveretti, io dico sempre che fare il frocio col culo degli altri è molto semplice. Quindi questa gente qua dovrebbero portarseli a casa loro, dimostrare non un giorno, non in un mese, ma in un anno, forse che di più, che ce li hanno lì, le danno un posto di lavoro, li fanno mangiare, li fanno bene, li fanno dormire. Allora dopo forse possono dire: ah, poverini, bisognerebbe aiutarli, ma non solo a chiacchiere. È questo quello che voglio dire. E questa è una delle tante questioni che è venuta fuori, nel senso di due paesi che non sono forse lo stesso, quello che vive Morandi e quello che vivono buona parte dei suoi ascoltatori e dei suoi fan. Vedremo qual è la differenza tra le vostre vite e quelle di Gianni Morandi, che comunque racconta la sua su Facebook, e quindi tra poco ci torniamo. Pronto? Pronto? Sì, pronto, sei in onda, come ti chiami? Sì, Francesco. Ciao Francesco. Poc'anzi ho sentito un scienziato che ha detto che vuole portare la quota delle tasse al 15%. Sì. Se il Sud ce l'avesse 30 anni fa, quest'ora era più ricco del Nord, perché al Sud si lavora, no? Sono tutti in giro per il mondo. Grazie mille. Insomma, ogni tanto capita di prendere telefonate dell'argomento prima e va bene, le mettiamo insieme alle altre per chi ci sta seguendo con pazienza da ormai un'ora, ma prendiamo invece su questa questione. Parliamo un attimo, abbiamo qualche minuto ancora prima di andare in pubblicità e prima di raccontarvi il Morandi dei social network, e prima di raccontarvi cosa c'era davvero in questi che leggerete sui giornali, commenti razzisti, e prima di raccontare anche, la diamo l'esclusiva, ma sì, che noi nei nostri dossier
abbiamo scovato 2 momenti di Morandi, lo dico, leghista. Questo sarà in chiusura di trasmissione, sarà un momento in cui lo sbugiarderemo anche nei confronti di tutti coloro che adesso ne fanno il paladino dell'italianità più buona e più sinistra. Vedrete, io non è solo... E allora secondo te? Non è solo leghista così, è duro e puro. Ortodosso, e tra poco vedrete, seguiteci in questa monografia. Abbiamo qualcuno che vuole intervenire adesso nel merito, cioè è paragonabile l'emigrazione verso l'America all'immigrazione che stiamo subendo noi? Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao, sono Edi, telefono dalla provincia di Cuneo. Ciao Ennio. Devo dire, tanto per cominciare, mi sembra che Morandi abbia dimostrato con questa sua uscita di essere dello stesso calibro di Baglioni con la sua casa irregolare a Lampedusa. Non c'è molta differenza. Poi bisognerebbe che Morandi ricordasse che quando gli italiani sono andati in altri paesi, è vero che sono andati, ma la densità di popolazione di quei paesi era risibile rispetto all'attuale densità di popolazione italiana, quindi è tutto un altro discorso. In ultima analisi, se per davvero si scappa da una guerra, ragazzi, potrei capire vecchi e bambini che scappano da una guerra, ma se qui oggi ci fosse una guerra e qualcuno vuole distruggere la mia casa e la mia famiglia, ma io uso le unghie e i denti per difendere casa mia, non scappo con la coda tra le gambe. Quindi quei giovani che vengono qua mi fanno pena, ma soprattutto mi fanno dispiacere perché dimostrano di voler soltanto approfittare del welfare di un paese che li ospita, non hanno nessun valore e dimostrano di non essere assolutamente attaccati a casa loro. Questo mi fa schifo. Grazie mille di queste riflessioni assolutamente non buoniste. Grazie di aver citato Claudio Baglioni e la sua villa a Lampedusa, palesemente abusiva. Andate a Lampedusa, nel senso, voglio vedere chi mi dice che non è abusiva quella casa sul bagnasciuga. Ma sapete che Gianni Morandi e Claudio Baglioni fanno i concerti insieme? Ma va? Sai come si intitola? Capitani coraggiosi. Sì, giuro. Di capitano ce n'è uno, tutti gli altri non sono bravo, nessuno, ci voleva una botta di ortodossia, grande Astolfi. Allora, Adriano ci scrive, lasciamo un attimo in attesa l'amico perché abbiamo 2 sms. Adriano che dice: Morandi e questi poveri milionari buonisti possono donare 1 milione di euro ai poveri prima di fare queste esternazioni. Silvana Novara, a nome di tutte le mamme, dice: Gianni, canta Che ti passa. Poi abbiamo un'altra idea che dice: fatti mandare dalla mamma a prendere le barche, che può essere, diciamo, un'altra storia. Davide da Casatenovo, più diciamo così in lingua locale: fatti mandare dalla mamma a Chapairat. E poi abbiamo l'ultima telefonata prima di andare in pubblicità. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao, abbiamo pochi Sono secondi. Io, Paolo, il razzista di Besozzo. Ecco, guarda, bene. signor Gianni Morandi, voglio dire che nella mia famiglia ce ne sono stati 3 di immigrati. Io ho 2 figli in Sardegna e uno in Danimarca. Quando siamo usciti io e i miei parenti abbiamo sempre portato i documenti, non abbiamo mai imposto niente, non li abbiamo mai rotto. Io sono 7 anni che sono a casa, mi si è rotto un dente davanti, mi ci vogliono 1.000 euro, non guadagno niente, cacchio, guadagno 50 euro se mi va bene alla settimana. Via quel coglione se me lo paga lui. Vi voglio bene ragazzi. Grazie Paolo. E forse il punto sta proprio questo: il paese che vive Gianni Morandi e il paese che formalmente è lo stesso che vive il nostro amico da Besozzo. Tra il serio e il faceto, dalle 17:10 finito il GR e la pubblicità, cercheremo di raccontare così il Morandi di Facebook, ma anche e soprattutto raccontare i 2 paesi che si sono scontrati sulla sua pagina di Facebook, e lo faremo a filo diretto. A tra poco. Problemi di stitichezza? Intestino pigro? Da 40 anni ESI vi aiuta con le 10 erbe, formula originale